È un'Italia che va, che cresce e che innova, quella che descrive il ministro delle imprese Adolfo Urso, che a Trieste ha inaugurato la Casa del Made in Italy, un ufficio per le imprese che cercano un punto di riferimento dove trovare funzionari di collegamento, operazioni sinergiche con il governo, sia per iniziative locali che sul fronte internazionale. Una visita che si incrocia con i temi sempre più stringenti della politica in vista delle regionali, dove anche all'interno di Fratelli d'Italia si cominciano a registrare insofferenze sul continuo rinvio delle scelte, soprattutto in Veneto. Le elezioni regionali si svolgeranno in un arco di tempo che riguarderà ormai 7 regioni in queste prossime settimane e in tutte noi presenteremo, come sempre, una coalizione unita con un candidato che abbia non solo la capacità di essere eletto, ma soprattutto quello che conta, di assicurare il buon governo del centrodestra nelle regioni italiane. Quello che ci conforta è che dopo 3 anni di governo di Giorgia Meloni le forze della coalizione, tutte le forze di coalizione trainate da Fratelli d'Italia guadagnano consensi, cosa che non accade in altri paesi europei, dove invece le forze di governo, per le difficoltà che l'Europa deve affrontare, hanno problematiche di diverso tipo, come è noto a tutti. L'Italia è diventato il paese più affidabile, coeso. Il tempo delle tattiche e dei veti è finito, scrive uno degli esponenti storici di Alleanza Nazionale, Raffaele Zanoni, in una lettera aperta proprio a Giorgia Meloni, registrando un clima di stanchezza nel centrodestra per questa candidatura che non arriva. La cosa che vogliamo assicurare al Veneto è che ci sia un buon governo in continuità con quello che ha assicurato la coalizione centrodestra col governatore Zaia. Questa è la prima nostra condizione o il primo nostro obiettivo. Noi cresciamo e in qualche misura accanto a noi crescono anche i nostri alleati. La Casa del Made in Italy a Trieste, apprezzata dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha partecipato all'inaugurazione, è un tassello di un progetto più esteso. Adesso dobbiamo rafforzare il rapporto con gli enti del territorio, perché ovviamente l'ufficio deve coordinarsi non soltanto con Roma, ma con la regione, con il comune e con i comuni coinvolti, e questo può ovviamente dare un maggiore servizio a chi vuole fare impresa, anche la piccola impresa del Friuli Venezia Giulia, anche l'impresa artigiana, così da favorire anche la velocizzazione dei tempi e delle risposte più rapide da parte della pubblica amministrazione. La notizia della convalida del fermo di un 25enne pakistano accusato di terrorismo internazionale in Jawala Jihad sembrava intenzionato ad acquisire armi, anche se non sono stati accertati legami con associazioni transnazionali, ha riportato in primo piano il tema della sicurezza. Stiamo riducendo moltissimo l'ingresso di immigrati irregolari da parte della rotta balcanica, sulla rotta balcanica, grazie ai controlli ai confini, di questo non posso che ringraziare il ministro Piantedosi per la scelta che ha fatto, e penso che dobbiamo continuare in questa direzione. Non a caso i segnali di pericolo attraverso quella rotta sono arrivati e per questo sono aumentati i controlli e per questo è stato sospeso Schengen.